Gabriella Di Luzio, attrice intelligente, è l'autrice del romanzo Rapsodia degli amori perduti, dove racconta di una donna che vive su un ottovolante, lasciandosi sorprendere dall'amore e dalla vita. L'autrice era con noi in città. Persona che escono fuori da ogni portone, ma quanti persone perché sta città prende Persona s'affacciano tutte allo stesso balcone, ma quanti persone che stanno a guardare. E come una quadriglia di latte chi piglia, la gente sa la voglia, sa gira, si imbroglia, che l'armatura sai, e non mi può passare. Io navigo Gabriella Di Luzio, brillante attrice cinematografica teatrale, tu sei stata diretta da Fellini, Tornatore, Pasquale Festa Campanile, hai recitato con Alberto Sordi, Nino D'Angelo, insomma un curriculum di tutto rispetto. Come si avvicina Gabriella Di Luzio alla scrittura, essendo poi con Rapsodie degli amori perduti al secondo libro? Beh, diciamo che io sono una comunicatrice e ho bisogno di comunicare. E mi piace comunicare attraverso la parola parlata come attrice e scritta come autrice. Sono autrice anche di testi teatrali che ho rappresentato in teatro, spero di scriverne anche altri, e la scrittura quindi è stato un percorso quasi naturale per un bisogno di comunicazione che è un bisogno anche di affetto, come tutti noi artisti, è una caratteristica comune a tutti noi, perché anche l'applauso che ci gratifica tanto in realtà è un grande bisogno di affetto che abbiamo. Quindi la scrittura per me è stato un percorso graduale, quasi naturale. Scrivo su qualche giornale, scrivo testi teatrali, ho scritto un mio primo libro dolorosamente autobiografico ed ecco che sono al secondo che non è autobiografico. Ecco sì, meglio specificare, assolutamente no, è una storia anche se ho rubato e attinto da storie effettivamente accadute ad altri. Alcuni brandelli sono anche cose che mi riguardano, veramente sprazzi. Ecco. E allora che cosa vuoi, quale messaggio lanci ai tuoi lettori che leggeranno Rapsodie degli amori perduti? Un messaggio, ognuno può intercettarvi il proprio messaggio, quello che gli arriva personalmente, innanzitutto confrontarsi con dei pezzi che può ritrovare anche della propria vita e poi ci si ritrovano tante atmosfere, tanti incantamenti, ci sono 30 anni di vita e quindi ci sono gli anni rivoluzionari di peace and love, amore e pace, gli anni degli hippie, ci sono poi quindi poi gli anni 70, gli anni 80 caratterizzati, ecco per esempio c'è la Milano da bere, quella Milano così goduriosa, rivista, quella delle feste, della cocaina e poi c'è la costiera amalfitana, io sono napoletana e me ne vanto ed è un grande omaggio a Napoli anche in questo libro e quindi anche alla costiera che è il posto dove io ho passato gli anni più belli e più mitici della mia proprio gioventù e quindi c'è Positano, c'è Capri, c'è tanto, ci si può ritrovare e poi anche fare un percorso all'interno di se stessi per ritrovare quelle passioni che forse sono sopite, che forse si sono vissute, che forse si è avuto paura di vivere, quindi ognuno di noi può intercettare il proprio messaggio personale. E le donne come ne escono da questo libro? Ma nonostante le lesioni e le ferite della vita che molte noi donne purtroppo riceviamo, beh sappiamo darle anche noi, questo bisogna dirlo, altrimenti gli uomini insorgono, però noi donne, ecco, devo dire che in linea generale abbiamo, forse non voletemene uomini, una marcia in più, perché riusciamo comunque, novelle araba fenice, a risollevarci e a rifondare la nostra esistenza. In bocca al lupo Gabriella per tutto. Grazie, grazie a voi. Persona perché sta città prende Termina qui un'altra puntata di In Città, teatro, libri, arte e musica. Per contatti info@llcomunicazione.it e ricordate che in città accadono sempre tante cose. Basta cercarle, vi aspetto puntuali la prossima puntata, non mancate. Persona s'affacciano tutte allo stesso balcone, ma quanti persone che stanno a guardare. E come una quadriglia di latte chi